Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Quest'oggi vedete il sorriso sulle labbra perché parliamo di qualcosa di piacevole e non di disgrazia, di cose che comunque ci affliggono. Immergiamoci nella natura e cerchiamo di conoscerla, di scoprirla. È a pochi passi da noi, ci sono delle oasi, degli ambienti protetti, degli habitat straordinari che meritano di essere conosciuti, con cognizione di causa naturalmente. Quindi quanti di noi effettivamente immersi nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, nelle città, poi soprattutto i più giovani, riconoscono il richiamo di alcuni animali, li sanno decifrare, sanno le abitudini di vita, sanno se esistono certe specie animali che si ripopolano nelle aree vicine alle nostre residenze, ne sono consapevoli. Insomma, tanti piccoli segreti che magari chi ha qualche anno in più conosce perché viveva più a contatto con la natura o nelle campagne e che adesso si stanno via via perdendo. Però ci sono le opportunità, lo sapete, ci sono le oasi per esempio del WWF che sono oasi aperte, ci sono anche dei periodi dell'anno in cui sono veramente aperte a tutti liberamente, che meritano di essere scoperte e visitate. Perché? Perché è l'occasione per scoprire queste specie animali, capire come si ripopolano, quali sono le biodiversità e cosa stanno a significare, quanto sta cambiando nel nostro ambiente, quanto invece tutto sommato resta immutato, se così è. Protagonisti odierni per raccontarci e immergerci in questo mondo straordinario, diurno ma anche notturno, e questa è anche la cosa bella, abbiamo Marco Bernardi che è direttore dell'Oasi Valle Averto del WWF, grazie di essere qui con noi, e Stefano Borella che è responsabile WWF Venezia, grazie anche a lei, i nostri esperti. Allora incominciamo un po' a capire che cos'è un'oasi del WWF, magari tante sanno che esistono, ne hanno sentito parlare, però di preciso non conoscono l'entità e come funziona. Allora, un'oasi del WWF è uno sforzo di tutela del territorio che il WWF ha operato per conservare e tutelare le specie animali e vegetali tipiche di quel territorio. In particolare Valle Averto è un'oasi di protezione in cui quindi la caccia è vietata, e in questo modo, tutelando i 200 ettari della riserva naturale gestita dal WWF, noi facciamo in modo che gli animali non vengano disturbati nel delicato periodo della caccia e allo stesso tempo riusciamo a studiare gli animali e le piante presenti in questo territorio e portiamo poi agli occhi di tutti le eccellenze che vengono conservate attraverso visite guidate, attività didattiche rivolte sia agli adulti ma anche e soprattutto direi ai ragazzi delle scuole. Quindi lavoriamo molto anche con le scuole, cerchiamo di aprire l'oasi e farla conoscere, far vivere questi aspetti naturalistici a un pubblico più diverso possibile. Come dove nasce un'oasi? Perché nasce un'oasi? Un'oasi nasce dalla necessità di conservare tratti di territorio che ormai stanno scomparendo. Che si rischia veramente di perdere completamente. Le cause esattamente sono a partire dalle bonifiche che hanno interessato tutta la zona lagunare del veneziano e non solo, che sono andate quindi a sostituire l'ambiente palustre costiero alle zone invece di campagna che oggi conosciamo nei nostri territori, e quindi necessità di proteggere quei lembi di territorio che appunto sono minacciati o sono stati comunque distrutti da azioni non lungimiranti anche di edificazione, urbanizzazione, e quindi ecco la necessità di fermarsi un attimo e andare a tutelare questi ambienti che appunto stanno scomparendo. Ce ne sono tante, poche, troppo poche, è un numero congruo? Questa è una bella domanda. Ci si augura che aumentino le oasi, che aumentino queste lembi di territorio. Ce ne sono comunque già alcune, ora dire troppe o troppo poche, bisogna anche fare i conti con la capacità e la possibilità di gestirle, con le risorse che si hanno, perché avere
tante oasi e non riuscire a gestirle e mantenerle nel modo adeguato, si rischia di non fare un buon lavoro. Se invece ci si concentra e però ci si impegna per conservarle nel miglior modo possibile dal punto di vista naturalistico, allora io partirei proprio dalle poche oasi che abbiamo per creare delle zone veramente importanti dal punto di vista della conservazione della biodiversità, perché di questo si parla. Biodiversità, che cosa si intende? Quindi spieghiamolo bene ai nostri telespettatori che magari non sono tanto esperti. Allora, è una parola che viene usata ed abusata molto. Abusata no? anche, Ecco, sì. Perché oggi tutti parlano di biodiversità, in realtà è una cosa piuttosto complessa. Cioè, proprio semplificando al massimo, non è altro che un territorio che dovrebbe cercare di avere, in base alle condizioni diciamo meteorologiche o comunque le situazioni ambientali in cui, quindi temperature, esposizione ai venti, condizioni di terreni, situazioni di terreni, latitudine, vicinanza al mare, dovrebbe svilupparsi in modo tale da avere il maggior numero di specie vegetali e animali all'interno. Questo è un termine che di biodiversità anni fa, insomma 20 anni fa, 30 anni fa non si usava, oggi è molto di moda. In realtà uno dice massima biodiversità, cosa vuol dire? Cioè avere in uno spazio anche ristretto una grande varietà di specie, che siano però adattate a vivere in certe condizioni. Questo è in definitiva. Nel caso nostro, condizioni naturali comunque, che chiaramente sono naturali, anche se stiamo parlando di oasi, e le oasi, per quanto possano essere grandi, chiaramente sono a contatto con i terreni circostanti. Infatti questo... E in zone così fortemente antropizzate come la pianura padana e la laguna di Venezia, visto che stiamo parlando di Valle Averto, pensare ad una oasi che non è interdipendente dalle condizioni che gli stanno, da quello che gli sta attorno, è praticamente impossibile. Nel caso nostro, per esempio, Valle Averto ha la necessità, siccome è una zona umida, ha la necessità di avere un ricambio di acqua all'interno della sua superficie. Quindi noi siamo costretti a far entrare l'acqua, prendere l'acqua dal canale Nuovissimo, che non è altro che una derivazione del Brenta, se vogliamo. No? Quindi già là va... Dopo, quando noi dobbiamo scaricare, andiamo a scaricare in laguna e quindi andiamo a scaricare in un ambiente di acqua salmastra. Oppure, se dobbiamo fare entrare dell'acqua salata, la facciamo entrare dalla laguna di Venezia, con tutti i limiti che questo comporta in termini di qualità dell'acqua. Quindi... Ecco, quindi a questo punto si capisce anche la difficoltà a mantenere un'oasi, cioè proprio che sia un'oasi in senso stretto. Allora, Valle Averto è una tipica valle della laguna di Venezia. Le valli della laguna di Venezia non sono altro che dei territori molto estesi, perché le valli della laguna di Venezia occupano circa un sesto dell'estensione dei 60.000 ettari della laguna, circa 10.000 sono occupati da queste valli da pesca, che sono zone che sono state chiuse all'espansione di marea. Forse tutti sapranno che il livello dell'acqua all'interno della laguna è soggetto alle maree. Le acque alte sono le condizioni estreme, quelle più pubblicizzate e conosciute. In realtà più o meno ogni 6 ore e a seconda delle fasi lunari abbiamo l'acqua che sale o cresce a seconda, e quindi entra e esce dalle bocche di porto, a seconda dell'acqua che sale e cresce in mare. Grazie a questo continuo movimento si assicura il ricambio dell'acqua in laguna. Le valli da pesca sono zone che invece sono state chiuse all'espansione di marea, sono state negli ultimi decenni, arginate, e sono però ancora in contatto con la laguna di Venezia attraverso delle chiuse, delle paratie, delle chiaviche, che vengono comandate dall'uomo. Quindi la gestione idraulica all'interno di una valle e di tutte le valli
è una gestione di fatto realizzata dall'uomo, e quindi noi dobbiamo curare, oltre che agli aspetti della biodiversità, anche questi periodici ricambi che vanno fatti giornalmente. Sì, infatti, quante persone devono stare dietro una valle come Valle Averto? Quanti ettari ha, giusto per comprendere? Allora, Valle Averto nella sua completa estensione occupa circa 500 ettari. La parte che gestisce il WWF da un punto di vista idraulico sono circa 200 ettari, quasi 200 ettari idraulicamente. E le persone, praticamente ci sono due persone, una persona a tempo Vedevo che pieno, sorrideva, quindi ho detto, ai ai. una a tempo pieno e una che a tempo parziale, quindi Marco non passa neanche tutte le sue giornate lì, ahimè. I costi di gestione in ambienti come questi sono piuttosto elevati, proprio perché c'è anche l'esigenza di fare tutta una serie di manutenzioni, oltre ai ricambi dell'acqua di cui dicevo prima, che richiedono del personale. Non è come, non so, mi viene in mente un esempio abbastanza banale di un bosco: faccio una piantumazione, i primi anni faccio la mia pulizia, dopodiché continuo a fare la manutenzione, ma non è una manutenzione così stringente come invece richiede un ambiente di questo Assolutamente. tipo. Allora entriamo nel merito, abbiamo visto quell'impegno che richiede, che non è di poco conto, quindi anche questo sensibilizza le persone che vanno, dicono perché no, un fine settimana mi informo delle aperture, degli orari, porto i bambini oppure voglio passare una giornata diversa, vado a visitarla, e anche comprendere cosa vuol dire visitare una valle, perché uno pensa sta là, vive da sola, no, c'è bisogno di un lavoro. Le specie animali, a questo punto entriamo nello specifico, che cosa si trova, cosa può esserci in una valle come Valle Averto? Allora, troviamo le specie tipiche degli ambienti palustri, perché Valle Averto ha una buona parte di territorio che si sviluppa su terreni palustri, e quindi con una forte vocazione per questo genere di ecosistema. E inoltre sono presenti dei laghi e dei canali d'acqua dolce, laghi di acqua dolce salmastra, nei quali possiamo trovare fauna tipica e flora tipica di questi habitat. Per entrare nel dettaglio, io citerei le specie più interessanti, a partire dalla testuggine di palude europea, la nostra Emys orbicularis, che è una testuggine a rischio di, non dico di estinzione, ma in forte diminuzione di distribuzione nel territorio, a causa appunto della riduzione dei propri habitat. Quindi, che caratteristiche ha? Come possiamo descriverla? La testuggine di palude europea è una bellissima testuggine, classica tartaruga, insomma, tra virgolette, non è né di terra né di acqua, sta spesso immersa in acqua ed emerge talvolta per termoregolare, quindi per riscaldarsi al sole. Però non ha le zampone con le unghie. Ha le zampone con le unghie perché scava comunque per deporre le uova, per esempio. Non ha le zampe da tartaruga marina, chiaramente. Sì. È una testuggine adatta a vivere in ambienti appunto paludosi. Che dimensioni presenta? Dimensioni del carapace possono raggiungere i 10 cm di diametro. Quindi non è enorme, insomma, non è grandissimo. Anche di più, un po' di più, sì. Ne ha avvistata una di recente. In Valle Averto se ne vedono tantissimi in realtà. È che il problema è farle vedere i visitatori. Dai. Perché sono molto elusive. Allora, l'aspettativa che ha il visitatore è l'aspettativa di entrare in uno zoo, no? E di vedere tantissimi animali. Questo è un po' il problema che si ha nelle osi e comunque anche da noi, dove la situazione è ancora più delicata. E quindi si aspettano di vedere tanti animali in uno spazio ristretto. In realtà questo non avviene, perché gli animali, appena avvertono il minimo rumore o vedono arrivare qualcuno, si nascondono, volano via oppure si immergono in acqua. Classico esempio della tartaruga, della testuggine che se ne sta sul suo pezzo di legno vicino all'acqua,
a 250 metri, quando vede del movimento o sente sì. qualche rumore, va in acqua e non la vedi più. Quindi la strategia sarebbe andare da soli, pian pianino. Bisognerebbe, ed è mia intenzione, proporre per la prossima primavera, quando questi animali si risvegliano dal torpore invernale e ricominciano a frequentare appunto i legni che emergono, i bastoni, i pezzi di legno di alberi che emergono dall'acqua, per appunto termoregolare, organizzare delle attività guidate, quindi con un impatto di un disturbo controllato, per osservare a distanza con degli strumenti ottici come un cannocchiale questi animali appunto nel loro basking site, cioè nel punto di termoregolazione. E la testuggine palude, per completare la descrizione, è di colore verde scuro ed è questa, esatto, è punteggiata di giallo e si distingue dalla testuggine invece di palude americana, le varie Trachemis scripta e Trachemis scripta elegans, che invece sono una peste per i nostri ambienti, le zone umide palustri, perché tendono, dove presenti, a sostituirsi alla testuggine europea autoctona e di conseguenza minano la sua possibilità di sopravvivenza. Ecco, nello specifico, qual è l'americana? L'americana è la cosiddetta testuggine dalle guance rosse, ovvero quella che si può acquistare ancora nei negozi di zoofilia e che si tiene nelle vaschette a casa. Ecco. Che quella invece è palmata? No, anche quella ha le zampe con le unghie ed è del tutto simile. Che si vede nei fiumi qualche volta? Purtroppo si vedono spesso o nei parchi pubblici, nei laghetti, nei fiumi, perché c'è questa abitudine diffusa di liberarsi di queste testuggini una volta diventate di una certa dimensione e misura. Allora, quello che io dico sempre quando entro nel merito di questo argomento è che quando ci si prende la responsabilità di adottare un animale, che sia esso un cane, un gatto o una testuggine di palude americana, dobbiamo averne la responsabilità finché questo animale è in vita, per cui non è vietato e non è possibile liberarlo in ambiente naturale, perché può causare dei danni all'ecosistema e nel nostro caso può entrare in competizione con la testuggine di palude europea, creando dei seri problemi alle popolazioni locali. Questa è una scripta, Trachemis scripta, non ricordo se è scripta o elegans, la sottospecie, però questa è la testuggine di palude americana, ha delle righe gialle, spesso anche in una delle due sottospecie ha le guance arancioni, e questa appunto è invasiva infestante. Ma cosa vuol dire infestante? Significa che si adatta all'ecosistema, arriva anche a riprodursi. Fino a qualche tempo fa non si pensava fosse possibile la riproduzione di queste testuggini nei nostri ecosistemi, invece è stata accertata la riproduzione, quindi si riproduce, depone le uova e tende a occupare lo spazio della testuggine nostrana autoctona, e inoltre c'è il rischio che malattie alle quali l'americana è resistente vengano trasmesse alla europea, che invece così si indebolisce. Ma non è che una mangia l'altra, come avviene a volte con alcune specie non c'è una competizione, un cannibalismo. Sì, in realtà si sa abbastanza poco ancora di della biologia e del rapporto tra queste due specie. Perché se una non uccide l'altra, non gli mangia il cibo dell'altra, allora, c'è tanto spazio. Questo è un aspetto problema è lo spazio che è interessante, ma potrebbe essere interessante affrontare, quello dei cosiddetti alloctoni, no? Le specie che cos'è un alloctono? Un alieno o le specie esotiche, che poi quelle che non sono quelle che non fanno parte della nostra fauna o anche flora, perché anche la flora ha queste problematiche. Purtroppo con il fenomeno della globalizzazione, quindi trasporti molto più facili, commerci di specie animali e vegetali che una volta erano difficoltosi e lunghi, adesso con i voli aerei un pesce piuttosto che una testuggine fa il giro del mondo in una giornata. Abbiamo importato un sacco di animali che prima non c'erano. Allora, cosa succede quando noi portiamo a casa un animale? Questo animale nuovo, se trova delle condizioni per poter vivere,
perché magari le condizioni, nel caso, non so, di un pesce o di una testuggine, le condizioni chimico-fisiche dell'acqua e le temperature sono tali che sono abbastanza simili all'ambiente di cui sono originarie. Questi animali arrivano e tendono a riprodursi rapidamente, perché molte volte non hanno dei competitori, spesso non trovano dei competitori che possono limitare il numero. Dei predatori. Dei predatori, quindi. Nel caso della testuggine ci possono essere diversi problemi con la nostra Emys orbiculare, cioè con la nostra autoctona. Porta via spazio, perché è un animale più grosso, molto più aggressivo, e quindi le aree di basking, cosiddette di basking, che sono quelle dove gli animali vanno a termoregolarsi, perché hanno bisogno, quando fa caldo, di uscire dall'acqua e andare a prendere il sole, diciamo, no? Portano via spazio a queste, le cacciano. Fenomeni di predazione potrebbero anche essercene quando magari ci sono i piccoli, perché questi animali sono carnivori, non è che si cibano di piante, quindi potrebbero esserci. In realtà studi molto approfonditi su questi rapporti ce ne sono, ne stanno facendo, ma sono ancora un po' all'inizio. Dove per esempio è eclatante il fenomeno dell'ingresso degli alloctoni, e che lo vediamo anche poi nei nostri fiumi e anche in Valle Averto, è il caso dei pesci invece. Noi abbiamo una quantità di pesci che sono stati importati in buona parte dal bacino del Danubio, che 30 anni fa erano sconosciuti ai nostri corsi d'acqua. L'esempio più citato è quello del siluro, ma non esiste solo il siluro. Questi mostri che raggiungono i 30, 40, 50 kg in certi fiumi, ma sul Po arrivano a superare il quintale. Ma ci sono molte altre specie molto più piccole, come per esempio la pseudorasbora, come il gambero della Louisiana, un crostaceo di ultima importazione. Infatti, che tanto si è parlato. Ecco, allora, noi lo diciamo sempre, attenzione, ma ormai è troppo tardi. Molti di questi pesci sono stati importati quando sono state fatte le semine, per esempio, negli anni 70, io ricordo in provincia di Venezia, e poi non solo in provincia di Venezia, ma in molte altre province, facevano i ripopolamenti dei fiumi con pesci, magari lucci o con pesce bianco, che veniva dal bacino del Danubio, dove c'è una fauna che è diversa dalla nostra, e ci siamo portati a casa molte specie che qui non c'erano. E di conseguenza, non ne parliamo ancora, approfondiamo questo tema che è molto interessante perché forse non tutti ne sono consapevoli. Pubblicità e poi torniamo insieme.